Profezie sugli ultimi tempi rivelate da Gesù e Maria alla mistica Catalina Rivas. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di quanto Gesù e Maria hanno rivelato a una mistica colombiana, Catalina Rivas, nata negli anni 40 e tuttora vivente. A partire dagli anni 90 ha incominciato a ricevere da Gesù, da Maria, da vari santi, anche dall'arcangelo Michele, una serie di messaggi riguardanti il futuro dell'umanità. E non solo. Ecco quanto rivelato per esempio da Gesù a Catalina Rivas. Figlia amata, confessatevi con frequenza. Quando vi confessate, io apro le mie ferite e il mio sangue scorre, goccia a goccia, mentre il sacerdote dà l'assoluzione. Figli miei, affrettatevi a convertirvi. Venite, accostatevi al sacramento della penitenza, al sacramento dell'amore redentore. Venite adesso, oggi è il giorno per perdonarvi. Sono ansioso di purificarvi. La devozione al mio cuore è fonte di grazie ineguagliabili per i tempi che si avvicinano, perché solamente in questo cuore, formato in quello di mia madre, potete ottenere il perdono e la misericordia per l'umanità in pericolo di scomparire per i suoi molti e orribili crimini. Questo cuore che versò fino all'ultima sua goccia di sangue chiede amore, l'amore degli uomini, l'espiazione e la penitenza di tutte le anime per questa nuova redenzione. Coloro che hanno ignorato i miei comandamenti, d'ora in poi dovranno osservarli, se no non ci sarà una vera conversione. Voglio che tutte le vostre sofferenze vengano unite volontariamente a quelle che soffrì il mio cuore, così che questa immolazione sia il miglior sacrificio attraverso il quale l'uomo trova il perdono dei suoi peccati e dei crimini davanti a Dio. Considerate che così facendo, avendo come sua finalità quella di liberare il mondo dalla sua imminente distruzione, tutti gli atti umani saranno diretti razionalmente e spiritualmente all'unico e supremo bene. Mi si stringe il cuore perché il Papa, il mio vicario, è circondato e assediato da nemici che come fiere fameliche desidererebbero spezzare il suo cuore formato secondo il mio. In questo cuore vorrebbero conficcare ancora una volta la lancia che mi aprì il costato, per assicurarsi che io, nella mia chiesa, sia morto per sempre. Non accettate mai una sola parola contro questo Papa, neanche se provenisse dai suoi amati, perché io lo amo con un particolarissimo amore. Egli è la vittima pura per la pace del mondo, mediatore universale, assieme a me, fra Dio e gli uomini. Il Papa vedrà la distruzione di Roma e del Vaticano, calpestato e depredato dagli empi, e soffrirà come padre della cristianità dalle sue labbra
uscirà un anatema contro coloro che, dimenticando la loro fede, si uniranno alla bestia. Le esperienze che patirà e quello che vedrà gli faranno sollevare le braccia in atto di supplica e lo faranno inginocchiare per domandare perdono e pietà a Dio per tutta l'umanità. Figlia mia amatissima, prega per la conversione di coloro che mi offendono. Ah, gli atei, le persone blasfeme, sono come dei dragoni spaventosi che fingono di essere addormentati, ma presto gli empi agiranno e renderanno manifesta l'opera diabolica dell'amico occulto. Offrite ogni settimana un rosario per evitare che gli empi possano causare danni immani alla cattolicità, alla Chiesa. Ho affidato il mio sangue, ad essa mi assoggetto come ad una amatissima sposa. Essa possiede tutte le mie ricchezze perché gliele ho date. Amala intensamente perché la feci anche per te e le diedi autorità e saggezza perché ti custodisca in tutti i modi, in tutte le situazioni, sempre. Chi non la ama non è degno di me e colui che la ama somiglia a me perché io la amo infinitamente. È bello dare lode ai santi, ma la lode alla mia Chiesa, madre di tutti i santi, spetta a me e questo lo farò un giorno alla vista dell'intero universo. Lo dico oggi che all'esterno infuria la lotta contro la mia amatissima Chiesa. I templi diventeranno vere caldere dove cadranno le anime confuse e voi, piccoli miei, cercherete luoghi per pregare e offrire i sacrifici. I miei veri ministri verseranno il loro sangue per difendere le mie piccole pecore. Non spaventatevi, figli miei, ma anzi rallegratevi, perché presto mi avrete di nuovo fra di voi. Attendono l'umanità giorni così terribili che la prima cosa che faranno scomparire saranno le sacre scritture. Le anime che sono erranti sono quelle che Satana cerca di più e che induce alla perdizione con il sospetto che Dio le abbia abbandonate. Di conseguenza pensano che tutto sia loro permesso. Ebbene, sappiate che Satana mi ha rubato molte di quelle anime che io avevo riservato per me e molte altre sono sul punto di perdersi con lui. Ma l'opera del mio nemico è fortemente ostacolata da me. Senza di me la distruzione sarebbe totale. E l'opera di Satana è tanto insidiosa che sfugge persino ai più accorti. È maestro nel distruggere pazientemente il bene che io vado facendo nei cuori degli uomini e sarebbe invincibile se io non lo fermassi ogni tanto. Per la stessa ragione
Sappiate che il nemico invisibile fa tutti gli sforzi possibili per far cadere anche voi, amici miei. Inoltre, con voi usa le astuzie più sottili, perché deve tenere in conto l'opera della mia grazia, la quale sta allerta e si oppone costantemente al nemico di tutto il bene. Volete camminare sicure attraverso le acque della vostra instabilità umana? Ascoltate ciò che dico, non temete, perché la paura distrugge la fede, mentre la fiducia la rinforza. Io sapevo bene ciò che implicava la mia chiamata e ho valutato in anticipo tutte le eventualità e le possibilità. E se vi ho chiamato, è certo perché so che potete vincere le astuzie di Satana, perché io vi do il mio aiuto in tutte le occasioni. Perciò siate fermi e avrete l'onore della vittoria. Non vi dico se dovete vincere 1, 10 o 1000 volte. Vi dico solo: state in guardia e abbiate fiducia in me. Eletta prole divina, la vita che ottenete nella lotta vale la pena conquistarla combattendo. La vita che voglio darvi è la vita delle vostre anime che palpitano d'amore. L'obiettivo, pertanto, è chiaro: combattere per il mio amore, vincere attraverso il mio amore. Per mezzo del battesimo tutti possono ottenere la grazia di sperimentare Dio nella loro vita. Il demonio non può sapere cosa succede fra l'uomo e Dio, perché non può leggere i pensieri. Egli è tanto astuto che solo osservando una persona cerca di indovinare dall'espressione del suo viso ciò che sta succedendo. Se legge malvagità nel suo aspetto, egli è sicuro che la vittoria è sua. Rinnovate e ribadite sempre la vostra fede. Indietreggiate innanzi alla trappola infernale che è di fronte a voi. Nell'inferno non c'è gioia, ma odio, non unione, ma disaccordo completo. I dannati sono nelle tenebre più complete e ci sono a causa dell'amore che hanno avuto in vita per se stessi, amore che li ha portati ad odiare me e tutti. Per questo la violenza è suprema nell'inferno. Ora pensate a queste cose e riflettete sul fatto che potreste essere come i beati o altrimenti come i dannati. Per essere beato è necessario camminare per la strada della sottomissione. Per essere dannati bisogna percorrere il cammino dell'indipendenza assoluta, vale a dire della ribellione. Fine prima parte.